E come al solito vi raccontiamo i temi principali della giornata. In questi giorni sta tenendo particolarmente banco la questione della chiusura dei giardini Virgilio. Diversi videomessaggi lanciati anche dall'ormai ex gestore della struttura, e come sapete vi abbiamo raccontato di un'indagine della procura che ha coinvolto sia lui, Palmisano, che la figlia formalmente titolare della società, ma anche un funzionario comunale. L'accusa che riguarda quest'ultimo è quella di usurpazione di pubbliche funzioni, cioè avrebbe concesso una proroga alla società senza averne titolo, secondo la procura di Taranto, perché quel provvedimento del comune andava firmato dalla dirigente che invece non avrebbe firmato. Ma come stanno le cose secondo la difesa? Lo chiediamo all'avvocato Gaetano Vitale, che assiste il funzionario comunale. Buongiorno avvocato, ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora avvocato, l'accusa del pubblico ministero è quella di aver firmato una proroga illecitamente perché non ne aveva titolo il suo cliente, essendo solo un funzionario e non un dirigente, e soprattutto di aver firmato un provvedimento rispetto a una concessione che il comune aveva già manifestato la volontà di risolvere. È questo o sbaglio? Sì, la contestazione è del tutto formale. Il Cervellera, che sottolineo è un funzionario del comune presso l'ufficio del patrimonio, è indagato per aver sottoscritto questo provvedimento autorizzativo di proroga temporanea. Va sottolineato il fatto che fosse una proroga temporanea della concessione in favore della Sergen. La anomalia è stata immediatamente riscontrata dal pubblico ministero che, devo riconoscere, con particolare solerzia, ha disposto immediatamente l'interrogatorio del dottor Cervellera, che è stato fatto qualche giorno fa, martedì scorso. Il dottor Cervellera, che come lei ben sa avrebbe tranquillamente potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, si è presentato al cospetto del pubblico ministero e ha raccontato quello che effettivamente era avvenuto, cioè quel provvedimento in cui difettava effettivamente la sottoscrizione della dirigente dell'ufficio, la dottoressa De Florio, è stato firmato da lui perché era prevista anche la sua sottoscrizione. Il difetto di sottoscrizione da parte della dottoressa De Florio è imputabile a un mero errore di segreteria, perché come lei potrà immediatamente comprendere, non è certo il funzionario che deve provvedere alla protocollazione e alla Avvocato, mi faccia capire se ho capito bene. Questo funzionario è sotto accusa perché il dipendente comunale che avrebbe dovuto portare dopo la sua firma il provvedimento, la firma della dirigente, non è andato? Non lo ha fatto. Quindi non è imputabile al dottor Cervellera la carenza. La sottoscrizione del dottor Cervellera era prevista nella sua qualità di funzionario. Sul provvedimento formale c'era anche la dicitura dottoressa De Florio, per mero errore di segreteria, possiamo dire proprio una svista, quel provvedimento di proroga non è stato posto all'attenzione della dottoressa De Florio, è stato erroneamente inviato direttamente alla società Sergen. Quindi è un provvedimento del tutto inefficace da un punto di vista amministrativo, prima ancora che illegittimo, perché proprio difetta per errore della sottoscrizione del dirigente. Benissimo. Questo è tutto. Chiaro. Tra l'altro il dottor Cervellera ha potuto fornire anche prova documentale di quello che è accaduto e di quello che è avvenuto, e mi consta che la procura, con altrettanta solerzia e sollecitudine, ha disposto gli opportuni approfondimenti. Quindi, per quanto riguarda la difesa del dottor Cervellera, il quadro è chiaro e definito ed è stato ampiamente, comprovato. Ritenete di aver chiarito ogni aspetto che riguardasse... Per noi il capitolo è chiuso. Benissimo. Grazie, allora vedremo che ne penserà la procura. Grazie intanto all'avvocato Gaetano Vitale per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, avvocato. Buona giornata a voi.